Nell'ultimo anno a Padova il costo dell'energia elettrica è aumentato del 174,8%, quello del gas del 97%, di legna e pellet del 100%, il gasolio per riscaldamento del 37%. Dati che hanno trascinato l'inflazione cosiddetta tendenziale, cioè su base annua, al 12,1%, più di quella nazionale arrivata all'11,8%. Per me queste sono la madre poi di tutti gli altri aumenti, perché a cascata noi purtroppo dipendiamo totalmente dall'energia, dipendono i nostri produttori, dipendono le nostre industrie di trasformazione, dipendono i nostri negozianti, gli albergatori, i ristoratori, tutti dipendono dall'energia e dal gas. Un incremento di questo tipo dell'energia inevitabilmente porta a un incremento di tutti i prodotti che noi abitualmente acquistiamo. Tutti i prodotti di largo consumo realizzati con l'impiego di molta energia elettrica hanno registrato aumenti a due cifre. Burro più 40%, oli alimentari diversi da quello di oliva più 63%, zucchero più 44%, verdura più 25%, pane più 17%, riso più 32%, farina più 25%, latte fresco più 17%. La dipendenza per il gas da una sola nazione o il non essere andati avanti nelle fonti alternative energetiche è un sistema che oggi paghiamo, cioè i nodi prima o poi arrivano sempre al pettine.